Dopo il successo della mostra dedicata a Robert Capa, che ha raggiunto e ha superato i 50.000 visitatori, e oggi siamo qui per inaugurare una nuova mostra che promette altrettanto successo. Ma io me lo auguro, soprattutto perché è una mostra molto spettacolare, è proprio un viaggio dentro una grande sala cinematografica, dentro il grande cinema italiano degli anni 60 e 70. I costumi di scena che sono stati disegnati da Danilo Donati e realizzati dalla Sartoria Farani di Roma fanno un po' da guida a questo viaggio, perché è un viaggio multisensoriale. Non ci sono solo i costumi, ma ci sono le musiche dei film che si potranno ascoltare, le voci dei registi, le immagini stesse dei film. Insomma, sarà una sorta di macchina delle meraviglie questa mostra. Io, insomma, mi auguro che abbia il successo che merita. La mostra sarà inaugurata oggi e invece parliamo del futuro. Quali sono i programmi di Villa Manin? Se c'è particolarmente qualche mostra, qualche chicca di cui vuole darci qualche anticipazione? Ma diciamo che i programmi a lunga scadenza sono ancora in fase di gestazione. Tra l'altro Villa Manin non ha ancora la sua struttura di governance al completo, manca ancora il consiglio di amministrazione, il direttore, eccetera, per cui io intanto butto là delle ipotesi di lavoro che poi andranno confermate. Sicuramente posso annunciare quello che sarà la mostra che verrà dopo questa di Danilo Donati ed è dedicata a uno dei più grandi artisti del Novecento, un rivoluzionario dell'arte moderna che si chiama Man Ray, un artista multimediale che ha lavorato nel campo della scultura, della pittura, della fotografia, del cinema, insomma, ecco, e rappresenta, direi, bene quello che è un po' lo spirito che accompagnerà le esposizioni di Villa Manin nel futuro. Ecco, questo eclettismo, questa capacità di attraversare un po' tutte le arti. Ricordo anche che una mostra di costumi è una mostra in sostanza di moda. La moda e il design ormai sono stati sdoganati, fanno parte anche loro di quello che è il ventaglio delle arti contemporanee, insomma, e questa è la direzione che vogliamo seguire in futuro.